La Civica Orchestra di Fiate Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. La musica certe volte fa il film e la sua forza è tale da imprimere un segno indelebile nella nostra memoria. Uno dei più grandi autori di colonne sonore è stato il nostro Ennio Morricone. Verso la fine degli anni 90, una novella di Alessandro Baricco, La leggenda del pianista sull'oceano, diventa un film. Il regista, Tornatore, chiede a Morricone di ideare le musiche e ne esce un vero capolavoro. Vi invito a guardare o a riguardare tutto il film, nel quale per esempio potremo trovare una straordinaria tarantella che sembra inventata sul momento dal protagonista, dall'attore. In realtà è una tarantella che richiede l'utilizzo di 4 mani. Ovviamente, essendo una leggenda, il pianista riesce ad eseguirla con 2 mani soltanto. Mille e mille scene sono straordinarie, ma oggi voglio soffermarmi su una di queste. Nella pellicola il pianoforte sembrerebbe avere una corda rotta, eppure Morricone riesce a trasformare questo difetto in un autentico miracolo musicale. Sentiamo dunque le prime poche note del pianoforte. Senza rompere effettivamente una corda del pianoforte, è sufficiente che il pianista suoni 2 tasti contemporaneamente. Ma il genio di Morricone non si esaurisce in questa breve e semplice melodia, anzi, proprio l'entrata dell'orchestra, che fornisce un supporto armonico, trasforma questo piccolo brano in una sorta di grande abbraccio.